Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Iniziamo con la cronaca dopo la lunga diretta iniziata questa mattina alle 9:45 con la celebrazione per la Madonna della Salute. Siamo partiti appunto alle 10 con la messa solenne che abbiamo visto è stata appunto celebrata dal patriarca Monsignor Moraglia, una giornata, quella di oggi 21 novembre, appunto dedicata alla Madonna della Salute, una festa che Venezia e la Chiesa veneziana quest'oggi ha voluto celebrare nel nome di Giulia Cecchettin. Giulia, questa vicenda così drammatica che ha profondamente scosso tutte le coscienze e ha riacceso un grande riflettore sul tema dei femminicidi e sull'importanza di educare i giovani e di agire su più fronti proprio per contrastare questo fenomeno, sul fronte repressivo, sul fronte educativo. Nel frattempo, allora tra poco noi dovremo avere in collegamento la nostra Valentina Visentin da Saonara, dove è stato appunto comunicato che questa mattina proprio verranno celebrati lì i funerali di Giulia dal vescovo di Padova. Saonara, dove, ecco, la sto già vedendo nel preview, vediamo da questa mattina sia a Saonara che a Vigonovo, tra l'altro campeggia sul municipio, sulla biblioteca, una gigantografia di Giulia, di questa bella fotografia che la ritrae sorridente, felice, seduta su un'altalena, ed il messaggio: Giulia, ti vogliamo bene, per dimostrare quindi la grandissima solidarietà di tutte queste comunità appunto alla famiglia di Giulia. Vedo che abbiamo appunto Valentina Visentin in collegamento assieme alla sindaca di Saonara. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, abbiamo deciso proprio di partire con questa inquadratura, con l'inquadratura della foto di Giulia Cecchettin, una foto che è stata scelta dalla famiglia e che campeggia da questa mattina, resterà fino al giorno del 25 novembre, il giorno contro la violenza sulle donne. Stessa fotografia fissa anche al municipio di Vigonovo. Tra le altre cose la gigantografia è appesa in un giorno in cui stanno emergendo e continuano a emergere purtroppo i dettagli della fine della povera Giulia Cecchettin. Giulia, che è stata aggredita alle 23:18 per la prima volta nel parcheggio a 150 metri dalla sua abitazione a Vigonovo. È qui che è stata accoltellata per la prima volta, ferita da Filippo Turetta, il suo killer, che poi l'ha immobilizzata con del nastro adesivo e l'ha caricata in macchina. Qui sembra sia stata ritrovata la lama di 21 centimetri del coltello, e qui proprio lì in quel parcheggio sono state sentite per la prima volta le urla. Un'agonia di 22 minuti quella di Giulia, che è stata poi, dopo essere stata caricata in macchina, finita brutalmente nella zona industriale di Fossò. Ma qui a Saonara, che è un comune che purtroppo è stato coinvolto in questa vicenda perché la famiglia Cecchettin era molto legata a questa comunità, qui con me c'è la sindaca Michela Lazzaro. Sindaco, qui si dovrebbero celebrare i funerali di Giulia. Devo dire che sentire queste frasi, queste parole, questo racconto mi lascia sempre più impietrita rispetto a quanto può essere cattivo, dove può arrivare l'uomo, e se si può definire. Però noi amiamo Giulia, l'amiamo, gli vogliamo bene alla sua famiglia. La conoscevamo perché Giulia è cresciuta qui a Saonara, ha frequentato le scuole, ha frequentato la parrocchia, era molto attiva come tutta la sua famiglia. Conoscevamo molto bene la mamma Monica e quindi il desiderio appunto era quello di fare il funerale qui a Saonara. Noi siamo pronti ad accogliere
questo ultimo saluto che tutta la comunità, non solo saonarese immagino, perché credo che sarà un funerale molto partecipato, siamo pronti ad accogliere Giulia qui e darle l'ultimo saluto. Sarà tumulata nel cimitero di Saonara con la mamma? Sì, sarà tumulata vicino alla mamma e le vorremmo bene per sempre. Vediamo visibilmente commossa sindaco, da donna poi insomma è ancora più forte l'appello fatto dal governatore Zaia e da donna e da sindaco di mettere in campo azioni a tutela delle donne. Sì, assolutamente sì, ancora di più se già non lo facevamo prima, perché noi per esempio già qui a Saonara venerdì avevamo in mente di organizzare una serata dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Ma ne faremo ancora di più, perché comunque bisogna dare un segnale forte che, come ho visto, sta partendo già dalle istituzioni, abbiamo visto, ma che spero scuota anche le coscienze anche di noi genitori, di noi adulti, e dobbiamo un po' aprire gli occhi nei confronti dei nostri figli e anche nelle azioni che dobbiamo compiere nell'educazione dei nostri figli. Ovviamente per la data dei funerali è ancora presto per averne insomma un'ipotesi, una data, perché prima ovviamente dovrà essere eseguita l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, ma qui a Saonara ci sarà sicuramente nella chiesa di San Martino il funerale. Intanto ieri sera qui a Padova, dal Padovano, la grande manifestazione, la mobilitazione per Giulia e per tutte le donne vittime di violenza in piazza, una folla di gente. Io vi saluto lasciandovi con le immagini realizzate ieri sera da Federico Fusetti e Federico Cibotto. Da Saonara è tutto, restituisco la linea allo studio. Bravo! Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Non una di meno. Insieme siamo partite, insieme torneremo. Sabato staremo a Roma con la manifestazione nazionale e oggi siamo qui a Padova per Giulia, ma anche per le vittime di transfobia e per tutti mille motivi, perché il patriarcato è ovunque, ci stanno uccidendo, ci uccidono ogni giorno e noi siamo stufe di dover vivere con la paura. Fortunatamente vedo che non ci sono solo donne qui, perché abbiamo anche tanto bisogno di una rappresentazione anche dell'uomo che sta con la donna, ecco. Di sicuro da sola non potremo mai farcela. Più arrabbiate, amareggiate. Sempre più arrabbiate e sempre più amareggiate. Alla società, appunto, perché non possiamo più tollerare questo patriarcato. Lei è studentessa a Padova? Sì. Cosa frequenta? Chimica. Continuate a ripetere negli slogan che siete incazzate? Sì. Sì, appunto, non ne possiamo più, sono anni e anni. Il nostro corpo non si tocca, lo difenderemo con la lotta. L'assassino non è malato, è figlio sano del patriarcato. Ho sentito che siamo sulle 15.000 persone e quindi sono soddisfatta. E gli slogan spesso erano "siamo incazzate". Sì, molto, lo so. Perché? Perché non è giusto, basta. Sorella, 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 io ti credo. Sorella, 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 io ti credo. Ecco, queste dunque le voci arrabbiate degli studenti che hanno manifestato ieri sera a Padova e oggi in tutta Italia, in tutte le scuole si è rispettato un minuto di silenzio proprio in memoria di Giulia Cecchettin. Vediamo con Sharon Di Carlo cos'è successo in un istituto di Bassano del Grappa.
Mancano pochi istanti alle 11, un momento in cui tutte le scuole italiane si riuniranno in un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza. E noi siamo qui a Bassano del Grappa, al liceo Brocchi. Venite. Sono loro, saranno sempre loro. Lotta per le loro ali, visto che le mie le hanno tagliate. Lotta perché siano libere e possano volare più in alto di me. Combatti perché possano volare più forte di me. Perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho fatto io. Mammina, non piangere sulle mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Lasciamo i ragazzi della seconda al loro minuto di silenzio. Io mi avvicino al vicepreside Riccardo Poletto. Buongiorno. Buongiorno. Anche voi avete deciso di aderire a questo minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza? Sì, abbiamo raccolto l'appello del Ministro che ha chiesto a tutte le scuole italiane di osservare oggi alle 11 un minuto di silenzio. La Preside ha inviato a tutte le classi, a tutti i ragazzi, ai genitori e al personale una circolare con una poesia molto bella che ricorda molte delle donne e ragazze che sono state vittime di femminicidio e di violenza. Per cui abbiamo approfittato di questo minuto di silenzio per riprendere il discorso con i ragazzi e proseguire quell'opera di informazione, sensibilizzazione, di riflessione che facciamo da molto tempo e che porteremo avanti anche in modo particolare sabato, che sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Quanto è importante educare i più giovani a questo tipo di educazione anche sentimentale? Ma io credo che il grosso dei problemi, soprattutto per gli atti di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani, sia nell'incapacità di amare in maniera libera, di togliere dall'amore ogni dimensione di possesso e ogni dimensione di dipendenza, per cui poi quando un amore finisce o anche quando un amore non comincia perché non è corrisposto, una delle due parti, sempre i maschi purtroppo, non se ne fanno una ragione, non riescono a capire, non comprendono e scattano reazioni di aggressività sia verbale sia fisica. Lo avete sentito, è scattata la campanella, quindi lasciamo i ragazzi alla loro ricreazione. Ecco, allora un minuto di silenzio, lo dicevamo, in tutte le scuole d'Italia per ricordare Giulia. Intanto procedono le indagini che si arricchiscono di nuovi dettagli particolari su come sarebbe avvenuta l'aggressione di Giulia. Ci colleghiamo quindi con la nostra redazione di Venezia, dove c'è Ilaria Marchiori, che in questi giorni appunto sta seguendo questa tragica vicenda. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, un'ordinanza di 5 pagine in cui è contenuto quello che è successo quella sera, quella sabato notte. Come si sospettava, in realtà l'aggressione avvenuta nel parcheggio poco distante dall'abitazione di Giulia, a 150 metri, è stata molto più feroce di quello che sembrava invece inizialmente. Quell'aggressione che è stata vista e testimoniata da un residente, da un vicino di casa, che poi ha anche chiamato le forze dell'ordine e per cui poi era stato anche lanciato un appello a metà della scorsa settimana da parte del criminologo dell'associazione Penelope che segue la famiglia Cecchettin, chiedendo se qualcun altro avesse visto o sentito qualcosa si facesse vivo, proprio perché iniziavano probabilmente già a sospettare che in quel parcheggio fosse accaduto qualcosa di più cruento. Infatti la prima coltellata sarebbe avvenuta proprio lì in quel parcheggio a 150 metri da casa, per poi appunto spostarsi nella zona industriale di Fossò, dove poi sappiamo essere state trovate quelle chiazze di sangue, repertati i pezzi di scotch e altro materiale che hanno raccolto gli uomini della scientifica proprio il lunedì mattina. Quello che è emerso anche nell'ordinanza che è stato
si legge proprio nelle carte dell'indagine, che poi sono state inviate anche al Ministero di Grazia e Giustizia, il GIP scrive riguardo a Filippo Turetta: sussiste il pericolo che reiteri condotte violente nei confronti di altre donne. Ci sono infatti elementi idonei a fondare un giudizio di estrema pericolosità che desta allarme, dato che i femminicidi sono all'ordine del giorno. E ancora, per il giudice si parla di inaudita ferocia. Da parte del giovane si legge che ne dimostra la totale incapacità di autocontrollo, e in effetti quello che si legge in queste 5 pagine dell'ordinanza rivelano proprio questa incapacità di autocontrollarsi, questa ferocia che Filippo Turetta ha avuto nei confronti di Giulia, che tra l'altro, come abbiamo sentito anche poco fa, ha cercato in tutti i modi di difendersi per oltre 20 minuti. Questo lo testimoniano anche le ferite alle braccia e alle mani. Ecco, quindi stanno continuando ad emergere dettagli davvero inquietanti di quella sera, di quello che è successo. È ancora da capire, perché questo lo potrà rivelare solamente l'autopsia, se Giulia sia effettivamente morta in quella zona, in quella marciapiede che abbiamo visto, di cui abbiamo visto le immagini in tutta questa settimana, dove erano state trovate le chiazze di sangue, o se effettivamente possa essere accaduto durante il tragitto della fuga di Turetta. Questo lo potrà appunto stabilire solamente l'autopsia. Rimane il fatto che comunque questi dettagli rivelano che la prima aggressione sia avvenuta proprio distante, nel parcheggio poco distante da casa, a 150 metri. Ecco, Ilaria, peraltro ritornando a questo parcheggio, ti risulta confermata la notizia che sia stato trovato proprio lì questo coltello con la lama spezzata? Sì, questo è quello che ci risulta, che sia stato trovato proprio lì poco distante, dove c'erano anche alcune chiazze con un'impronta di scarpe, per cui ovviamente poi quello che si legge e che c'è scritto nei passi successivi è che da lì c'è stata già una prima fuga verso la zona industriale di Fossò, dove tra l'altro Giulia, ricordiamolo, ha cercato di fuggire, nonostante fosse ferita, probabilmente non era ferita gravemente, è riuscita a scappare, però secondo quanto si vede dalle immagini delle telecamere della zona, e sono state importantissime anche quelle dell'azienda di cui abbiamo parlato tanto, di Dior, che si trova in quella zona e che ha le telecamere attive 24 ore su 24, si vede appunto lui che la insegue, poi la spinge violentemente a terra, quindi è proprio lì che presumibilmente lei poi ha sbattuto la testa, perdendo i sensi. Le ultime novità sulle indagini, io ti ringrazio davvero Ilaria, poi naturalmente se ci fossero ulteriori dettagli chiedici pure la linea. Grazie a Ilaria Marchiori dalla nostra redazione di Venezia, buona giornata e buon lavoro a te. Grazie. Allora vedo che abbiamo peraltro in collegamento ora la direttrice dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso, dottoressa Barbara Sardella, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei, buongiorno. Ecco, abbiamo visto nel servizio poco fa della nostra collega Sharon Di Carlo di questo minuto di silenzio che è stato su richiesta del ministro Valditara osservato oggi in tutti gli istituti d'Italia. Un minuto di silenzio con un significato davvero molto profondo e molto importante per i ragazzi. Sì, assolutamente. Il minuto di silenzio credo che era dovuto, insomma, in ricordo di questa vicenda straziante, terribile, che ha riguardato una giovane, una ragazza, che ha colpito sicuramente tutti.
minuto che serve anche a fermare l'attenzione dei ragazzi appunto su quello che è purtroppo una piaga, ormai è una mattanza a cui assistiamo ogni anno. Arriviamo a fine anno e siamo qui a fare la conta di quante donne sono state uccise, se in più o in meno rispetto all'anno precedente. Ecco, credo che appunto questa diciamo piaga, che ormai è una piaga sociale, deve indurci a veramente fare qualcosa di più rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi. Quindi ben venga assolutamente il minuto di silenzio, perché ogni attenzione, ogni diciamo modo di richiamare l'attenzione soprattutto dei giovani è utile, però non dobbiamo fermarci qui. Purtroppo ecco, ci si è chiesti anche come mai questo episodio abbia diciamo richiamato maggiormente l'attenzione di tutti, anche i ragazzi se lo sono chiesti, ma io credo che quello che più ha diciamo scioccato un po' tutti quanti noi è il fatto che questo episodio sia maturato in non solo tra ragazzi insomma appena ventenni, ma addirittura in un contesto geografico, familiare, sociale un po' comune a tutti, ecco, delle normali famiglie, e questo ci ha fatto riflettere, anche confrontandomi con qualche amica, ci ha fatto riflettere che questo fatto può riguardare chiunque, ciascuno di noi, cioè non è più un episodio non sono più fatti che maturano o che finora abbiamo pensato che maturassero solo in ambienti retrogradi, con un stato culturale diciamo molto basso, con arretratezza anche sociale. Purtroppo questo fatto ci ha messo di fronte alla cruda realtà che nessuno di noi genitori che abbiano maschi o figli o femmine diciamo siamo sottratti o possiamo dire questo fatto non potrà mai riguardarmi. E volevo dire che questo è fondamentale perché l'anno scorso abbiamo fatto, in occasione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un incontro con il 25 di novembre, quindi lo ricordiamo a tutti quanti. Il 25 di novembre peraltro il presidente della regione Luca Zaia ha invitato tutti a indossare un fiocchetto rosso in occasione di quella giornata dei funerali, in occasione dei funerali della povera Giulia, ma poi per tutto il resto dell'anno a portare avanti questo messaggio. Ecco, scusi l'interruzione. Sì, assolutamente, perché appunto ritengo che sia ormai qualcosa a cui non possiamo non prestare attenzione ogni giorno della nostra vita. E dicevo, per ricollegarmi al discorso di poco fa, durante questo incontro con i ragazzi abbiamo a un certo punto intercettato un loro disinteresse, un po' di noia, al che abbiamo chiesto come mai, ecco, un racconto, c'era anche la diretta interessata, un racconto così crudele possa, diciamo, distogliervi dall'attenzione. La risposta è stata che sono fatti che non li riguardano, che non li hanno mai toccati, non hanno mai toccato la loro famiglia, amici, familiari. E quindi proprio questo per ricollegarmi al discorso che purtroppo sono fatti, e questo diciamo vicenda di Giulia ce lo ha messo davanti nella sua cruda realtà, sono fatti di cui non possiamo assolutamente ritenerci immuni. E infatti probabilmente è proprio questa la ragione, no, dottoressa Sardella? In questa vicenda tutti noi ci siamo identificati perché i ragazzi giovani l'hanno vista come la propria amica, la propria compagna di studi, i genitori come la propria figlia, i nonni come la propria nipote, proprio perché è una storia che poteva effettivamente riguardare ciascuno di noi. Assolutamente. Finora abbiamo sì assistito sicuramente ad episodi altrettanto gravi di donne, purtroppo abbiamo sempre detto uccise in maniera efferata dai loro compagni, mariti, fidanzati, però l'abbiamo visto come qualcosa lontano dalla nostra realtà.
E purtroppo questo quindi ci interroga proprio su quello che bisogna fare, perché credo che in questo sì, è vero, la repressione è necessaria, serve in ogni stato di diritto, però è anche vero che mentre in altri tipi di reati potrebbe essere diciamo vista come una cosa naturale, credo che nel caso considerato bisogna più lavorare sulla prevenzione, perché è un problema di cultura. E in questo, diciamo, il ruolo della scuola sicuramente è fondamentale, perché c'è la famiglia e c'è la scuola, e su questo si sta spingendo molto, no? Anche a livello governativo. Questa vicenda ha, come dire, premuto anche sull'acceleratore di tutte queste iniziative che devono essere fatte proprio per educare ad una cultura dell'affettività, ma non solo i giovani. Assolutamente, io credo che appunto, dicevo, un fatto culturale e su questo abbiamo avuto anche modo di riflettere in occasione di un incontro che abbiamo avuto con una docente in cui ci ha fatto un po' un excursus della situazione della donna nell'antica Grecia, l'antica Roma, che sono le culture da cui la nostra cultura proviene, e al di là insomma di alcune situazioni ormai non più accettabili, quali la donna relegata a casa a fare le faccende domestiche, che insomma ormai nella nostra società sono ormai, diciamo, residuali, speriamo. Ecco, però la concezione della donna che la vede come qualcosa di un elemento debole, che può essere sopraffatta. Scusi, non so se... No, deve essere un disturbo. No, prego. Ah, ok. Che può essere, dico, sopraffatta sotto il controllo prima del padre e poi del marito, ecco, è purtroppo quella cultura che è arrivata fino ai nostri giorni, e quindi è fondamentale, per questo dico in questi casi, in questi tipi di reati è fondamentale la prevenzione. La prevenzione, qualcuno nei giorni scorsi ho ascoltato, ha fatto leva sulla necessità di iniziare la formazione e quindi anche iniziare a formare, a istruire i nostri ragazzi fin dalla più tenera età. Si parlava della scuola dell'infanzia, sì, perché essendo una questione di cultura bisogna far sì che i nostri bambini sappiano quale sia la cultura del rispetto, che la donna è uguale all'uomo, che l'amore, la fiducia, si cresce assieme nel rispetto e nel riconoscere l'altro qualcosa di diverso da se stessi, e quindi non da dominare, ma anzi da una persona con cui condividere e lasciare andare quando è il momento di lasciare andare, quando non c'è più il consenso reciproco, la voglia di stare assieme. Certo. E questo credo che bisogna alimentarlo fin dalla più tenera età. Ecco, è l'educazione nelle scuole. Ecco, il problema oggi è, io sono assolutamente a favore ad una educazione all'affettività nelle scuole. Io ritengo che sia imprescindibile, perché purtroppo è vero, si dice, la famiglia, in questi casi l'educazione sessuale, l'affettività, deve essere la famiglia a dare la propria impronta. Ben venga, però purtroppo oggi affidiamo spesso i nostri figli ai social, le famiglie, vuoi per mancanza di tempo, per una sensibilità particolare, vuoi perché certi argomenti suscitano imbarazzo, magari si tralascia, ecco, questo tipo di educazione, che allora a questo punto o lasciamo alla scuola o lasciamo ai social, non c'è alternativa. Certo, e quindi qui si vede proprio, no, il ruolo educativo fondamentale della scuola anche su questi temi. Dottoressa Sardella, io la ringrazio davvero per essere stata con noi e le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a Barbara Sardella, direttrice dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Ringrazio il nostro prossimo ospite, che è il dottor Michele Canil, psicoterapeuta. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Abbiamo in collegamento anche, la saluto e la ringrazio, l'avvocato Antonella Tocchetto, consigliere comunale a Treviso, attiva anche nel coordinamento delle donne, non una di meno. Comincio da lei, avvocato, perché so che ha pochissimo tempo e anche poca batteria, deve scappare. Non so se abbiamo... Sono qui
per lavoro e quindi non ho avuto un contrattempo di lavoro, diciamo, e comunque sono disponibilissima perché la questione mi interessa moltissimo. Ecco, tra l'altro lei anche dal punto di vista professionale, no, si occupa molto spesso di diritto di famiglia e quindi di casi di donne, di violenza di genere, di donne maltrattate, perché c'è il femminicidio, ma il femminicidio è la punta di un iceberg, di un fenomeno purtroppo molto, molto più ampio di violenza di genere, di violenza nei confronti delle donne, fisica, verbale, psicologica. Allora, guardate, sicuramente questo fatto è stato un fatto gravissimo e quello che a me proprio mi lacera il cuore è che nei nostri studi tante volte vengono persone che sono in difficoltà e noi cerchiamo di aiutarle, e anche io personalmente magari le invito a fare le denunce e la gran parte delle denunce non vengono poi controfirmate per paura. Questo fatto gravissimo purtroppo accaduto, speriamo, se possiamo solo vedere, che è impossibile vedere una nota, diciamo così, più positiva, e che possa essere l'inizio della fine di questa situazione di difficoltà di tantissime donne di tutti i ceti. Io ve lo voglio dire perché guardate che le persone che hanno difficoltà, diciamo così, familiari, sono di tutti i ceti, dai poveri ai ricchi alla società così media, e io ringrazio anche tutti quei gruppi che in questi anni hanno lavorato tantissimo, da Non Una di Meno alle donne del telefono rosa, alle quali va veramente un abbraccio, e adesso noi abbiamo una responsabilità corale sia di professionisti che di tutte le donne che stanno lavorando in aiuto delle altre donne, di trovare delle soluzioni, perché adesso è viva la questione di Giulia e tutti noi l'abbracciamo, ma ad esempio il problema serio è che non ci sono economicamente i finanziamenti per sostenere tutte quelle donne che hanno problemi e che nel momento in cui denunciano poi devono trovare delle soluzioni di aiuto, anche di uscire di casa, anche di essere protette, e le giovani ragazze hanno paura spesso di parlare ai propri genitori, vogliono in qualche modo tenere nascosto questi rapporti malati. Ecco, io credo che il padre di Giulia abbia dato una grande lezione di dignità, e quando lui ha detto io forse ho fatto poco, non me ne sono accorta, ecco, io l'avrei abbracciato, perché credo abbia dato insieme a sua figlia delle lezioni grandissime. Ecco, questo deve essere il punto di non ritorno per trovare delle soluzioni di aiuto alle donne in difficoltà. E parlo di donne perché è vero, c'è una questione matriarcale, lo diciamo in molti modi, ma in questo momento bisogna dirlo chiaramente, c'è una situazione nelle quali le donne hanno e stanno subendo troppo, basta, bisogna agire, perché le leggi ci sono, peraltro. È vero, è proprio vero, ha ragione avvocato, è proprio così, le leggi ci sono, ma è un fatto culturale quello sul quale dobbiamo intervenire, dobbiamo impegnarci tutte e tutti. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi, la lascio perché appunto ecco, è caduta la linea, quindi evidentemente la batteria è proprio terminata. Grazie ad Antonella Tocchetto. Dottor Canil, è proprio vero, no? Perché sottolineava Antonella Tocchetto come talvolta poi alle denunce non seguono, no? Non segua un iter perché le donne hanno paura, perché magari, è stato detto anche più volte, si innesca anche quella cosiddetta sindrome da crocerossina, no? Magari la donna cerca in qualche modo di continuare a stare vicina all'uomo che ha lasciato perché gli fa pena, perché sa che in questo momento sta soffrendo, quindi ci sono tutta una serie di componenti, no? Che in questo senso vanno ad incidere e che purtroppo talvolta portano a conseguenze veramente drammatiche. Abbiamo più livelli di interpretazione di questi fenomeni, sicuramente uno è quello di cui parlava l'avvocato, ed è necessario, mi è piaciuta moltissimo la parola corale, perché dobbiamo essere tutti più attenti, dobbiamo provare tutti quanti a sensibilizzarci, anche come società, anche come borgo, anche come condominio, anche come a qualsiasi livello, no? Perché tutti potrebbero dare un contributo
contributo utile e valido per evitare. Poi c'è un altro livello che è quello anche più tecnico, psicopatologico, oppure che riguarda alcuni disturbi psichiatrici, e questo è sempre da approfondire. È sempre importante tentare di trovare degli strumenti che non sono solo le istituzioni, ma anche altre formule per come dire, intercettare precocemente eventualmente situazioni di forte disagio che noi tecnici sappiamo benissimo possono evolvere in modo negativo. E poi non dimentichiamoci anche come dire, l'altro lato, che purtroppo anche nei nostri studi di psicoterapeuti, di psichiatri, ma non solo, anche in generale di tutte le altre specialità mediche, incontriamo situazioni del genere ed è molto difficile convincere ad esternare queste situazioni di violenza. Oggi si parla di Giulia giustamente perché ha toccato il cuore un po' di tutti e ci ha particolarmente sensibilizzati, ma vi sono anche tante altre situazioni, ad esempio dico un altro settore è quello della violenza domestica e sui bambini, che sono sempre precursori anche per i femminicidi spesso, e questo si sa da un punto di vista statistico. Ma attenzione che spesso la donna in questi casi può avere delle caratteristiche anche di dipendenza verso il proprio aguzzino o persecutore, per cui ha realmente dal punto di vista psicologico una fatica importante, un ostacolo nel poi portare a galla, denunciare piuttosto che segnalare queste situazioni. Quindi questo è un altro problema a cui dobbiamo far fronte. Certo, si parlava prima anche, non so se abbia avuto modo di sentirlo, con la direttrice dell'ufficio scolastico, la dottoressa Barbara Sardella, di educazione nelle scuole, di educazione dei giovani, educazione all'affettività, che spesso insomma viene delegata ai social, quindi una cosa davvero diciamo deleteria per i giovani, ma anche si è molto sentito parlare in questi giorni di educare i giovani al no, di educare i giovani ad accettare il rifiuto, ad accettare anche gli insuccessi che ci sono nella vita, perché nel caso per esempio appunto della povera Giulia si è molto parlato anche del ruolo che la laurea potesse aver avuto magari nello scatenare qualcosa, il fatto che lei fosse riuscita laddove lui ancora non riusciva, avesse fatto meglio di lui, quindi educare i giovani anche a questo. Sicuramente educare i giovani, come diceva anche Crepè pochi giorni fa, alla frustrazione, perché se non creiamo una tolleranza, ma quindi un'esperienza ed un'abitudine anche ad incassare le frustrazioni, in alcuni casi, chiaramente non in tutti, si sviluppano questi tratti magari più violenti di impossibilità di accettare la separazione e quindi la perdita in generale nella vita si perde anche. E quindi se non creiamo un po' di prevenzione su questo diventa un po' rischioso. Senz'altro. Allargando il discorso, dottor Canile, lei nella sua attività professionale si occupa molto proprio anche di giovani, di infanzia, di adolescenza e raccontiamo molto spesso nei nostri telegiornali di una crescente aggressività che si sta notando nei ragazzi. Pensiamo per esempio a tutti gli episodi di bullismo, agli episodi di aggressione che si vedono negli autobus, davanti alle discoteche. C'è stato nell'ultimo periodo un incremento di questa componente, di questa frustrazione che poi sfocia in comportamenti talvolta aggressivi e violenti? C'è stato sicuramente, lo registriamo tutti noi clinici nel nostro lavoro quotidiano, ma non solo, anche in diverse altre aree. Probabilmente complice in parte anche tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi anni e che non è una cosa da poco. Però è giusto ricordare che dovremmo avere un po' più di tempo da passare con i nostri ragazzi e lasciar meno che siano i social piuttosto che altri strumenti fuori controllo ad educare o a trasmettergli delle informazioni. Quindi sarebbe importante ritornare un pochino a quella modalità più familiare, più di presenza, ma proprio di ore di presenza con i nostri ragazzi. La crescente aggressività in parte è anche dovuta esattamente a questa modalità educativa a cui stiamo assistendo, che prevede troppo poco diciamo, l'unirsi in una relazione che prevede frustrazioni, gratificazioni e molti altri aspetti che fanno parte della vita. Non possiamo
mettere sotto una campana di vetro i nostri figli pensando che cresceranno con un carattere più forte, perché è esattamente l'opposto. Il giorno in cui loro incontreranno una frustrazione nella vita e non sono abituati, non hanno gli strumenti per far fronte. Qualcuno reagisce con l'aggressività, qualcun altro anche col ritiro, che non è un fattore da poco. E in questo momento stiamo assistendo ad un ritiro un po' globalizzato dei giovani in casa piuttosto che nella loro camera, che è semplicemente l'altro modo di reagire. L'altra faccia della medaglia, esatto. Insomma, e senz'altro anche questo comunque è ovviamente molto preoccupante proprio per i giovani. Forse si è ricollegata Antonella Tocchetto, sì, la vedo nel preview. Scusate, ecco. sono in una situazione un po' complicata, volevo solo salutarvi e ribadire un po' anche quel concetto che aveva detto l'ospite in studio, che condivido pienamente. Scusate del collegamento, ma oggi è andata un po' così. Nessun problema, la ringraziamo, vediamo che è in tram, sta tornando da Venezia, grazie, sì. Grazie allora ancora, grazie gentilissima. Scusate ancora, a lei, saluti. Ecco sì, senz'altro questo è importante per i giovani ma non solo, perché purtroppo la cronaca ci dimostra, oggi è successo l'ennesimo femminicidio nelle Marche, un uomo di 70 anni che ha ucciso la moglie, quindi non c'è età diciamo per la violenza, no? Non c'è età, non c'è ceto sociale, forse è anche proprio questo l'aspetto che ha fatto sì che tutti noi ci immedesimassimo anche nella vicenda di Giulia, no? Perché come si diceva prima con gli ospiti precedenti, un po' tutti ci siamo immedesimati nella vicenda che ha toccato questa famiglia, vuoi per ragioni geografiche, vuoi per ragioni sociali, no, anagrafiche, chi l'ha sentita come la propria figlia, la propria nipote, la propria compagna di scuola. I ragazzi, abbiamo visto quanti ragazzi siano scesi in piazza in queste ore. Sicuramente Giulia in qualche modo ha colpito tutti noi perché forse l'abbiamo interpretata nella sua bontà e forse anche in un aspetto chissà proprio di Croce Rossa, di aiuto, di tendenza ad essere buone e a voler aiutare il prossimo. Questa è un'impressione che ha fatto un po' in tutti noi. Giulia, tutto sommato, da un punto di vista così immaginativo, è la figlia, è la vicina di casa, è la cugina, la sorella, e quindi ha toccato un po' tutti noi. Con tutto il rispetto poi per tutte le altre situazioni di cui magari si parla di più o di meno, ma che in fondo hanno sempre quella stessa radice. Io ribadisco il fatto che sulla prevenzione è fondamentale lavorare, quindi tentare di intercettare il prima possibile anche questa situazione che abbiamo letto delle Marche, chissà da quanto tempo poi c'era degli aspetti di violenza o comunque di soprusi che venivano messi in atto. Questo è importante perché prima di arrivare al crimine ci sono sempre dei segnali, prima che dobbiamo fare il possibile per interpretare. Senz'altro. Un'ultima cosa volevo chiederle, dottore, per quanto riguarda le famiglie, perché si è molto parlato in queste ore di scuola, del ruolo educativo, giustamente, naturalmente, della scuola, però non dimentichiamo che i ragazzi, insomma, nascono, crescono e si formano nelle famiglie. Che messaggio si sente di dare lei ai genitori che ci stanno seguendo in questo momento? Sicuramente di tentare sempre di tenere una condizione di equilibrio, e lì dove magari uno dei due genitori potesse non mettere in atto una situazione di equilibrio nell'educazione, nell'esperienza che facciamo fare ai nostri figli, provare a chiedere un aiuto. Abbiamo mille opportunità sotto questo punto di vista, dai servizi agli specialisti, alle istituzioni. C'è molto, persino insomma, le forze dell'ordine spesso si prestano proprio per come dire, le intercettazioni di queste situazioni. Quindi provare a chiedere aiuto lì dove magari si ha l'impressione che già qualcosa non funzioni o che ci sia un aspetto di sofferenza nei nostri figli. Non rimanete soli. Ecco, io con questo messaggio la ringrazio davvero per essere stato con noi, dottor Canille, per aver aiutato insomma, a capire certi aspetti di questa vicenda. Se ne sta parlando davvero tanto in questi giorni, fortunatamente
speriamo che questo dramma, che questa tragedia porti veramente la società intera a riflettere e a prendere tutte le misure necessarie per porre finalmente fine a questi drammi. Grazie allora al dottor Canil. Noi intanto continuiamo a fare il punto su quelle che sono le indagini nell'inchiesta appunto che ha portato all'arresto di Turetta in Germania. Ci vorranno, ha detto il procuratore di Venezia Bruno Kerchi, una decina di giorni per l'estradizione. Sentiamo quindi i dettagli nel servizio di Ilaria Marchiori. Era chiaro che, come dire, questa fuga non poteva durare più di tanto, proprio perché si tratta di un soggetto non inserito in ambiti di criminalità organizzata, per cui gli appoggi esterni, anche se ci fossero stati, sarebbero stati limitati. E infatti è andata esattamente così. Non si è costituito, ma è stato prontamente individuato. Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin tra Barcis e Piancavallo, la cattura di Filippo Turetta nelle vicinanze di Lipsia, in Germania, costituisce il secondo punto fermo nelle indagini condotte dalla Procura di Venezia. Il 22enne di Torreglia ha trascorso la sua prima notte in carcere ad Halle. Sappiamo che Filippo è stato trovato in grande sofferenza, scosso dalla vicenda, ha spiegato il suo legale italiano, l'avvocato Emanuele Compagno, che non lo ha raggiunto in Germania, e lo stesso faranno probabilmente anche i suoi genitori. Ma ad attendere il suo rimpatrio sono innanzitutto i magistrati. Abbiamo fatto una riunione ieri pomeriggio, siamo in contatto con l'autorità giudiziaria del Länder, che è competente per territorio, e con la polizia tedesca. Quindi i passi diplomatici sono stati fatti. È chiaro che il ritrovamento della ragazza mutta il titolo di reato da tentativo in omicidio consumato, e quindi questo sarà rinotificato. Sui tempi dell'estradizione l'ipotesi più prudente è quella di una decina di giorni, anche se il governo ha assicurato assoluta celerità. Qualcuno parla già di 48 ore, insomma, vediamo se riusciamo a fare diciamo così, tutto quello che è necessario fare per consentire che il corso sia quanto più veloce possibile. È effettivamente un termine breve se il soggetto è disponibile a essere consegnato. Se invece non è disponibile, i tempi sono più lunghi. Però, ripeto, questo è un problema che anche noi possiamo solamente chiedere e velocizzare nel limite del possibile, anche con contatti personali con l'autorità tedesca, che è già stato fatto. Però i tempi della procedura penale tedesca sono diversi dai nostri. Certo, se i tempi fossero molto lunghi, se i tempi della procedura tedesca fossero lunghi, potremmo pensare di andare a sentirlo in Germania. Però questo lo vedremo nei prossimi giorni. A garanzia dell'indagato, tutti i prossimi accertamenti potranno essere svolti solamente coinvolgendo Turetta e il suo avvocato, a cominciare dall'autopsia sul corpo di Giulia. Dall'esame autoptico, dalle verifiche sull'auto, tuttora in Germania, verranno ricavati e valutati quei dati di fatto che serviranno a ricostruire quello che è accaduto nella settimana tra la scomparsa della vittima e l'arresto dell'ex fidanzato, e a contestare un'eventuale premeditazione su cui la procura non si sbilancia. L'invito di Kerchi è a lasciar lavorare serenamente gli inquirenti. Ma anche da parte dell'opinione pubblica, che deve frenare un momento questa partecipazione emotiva che può creare e che sta creando anche qualche difficoltà, non, ripeto, alle indagini, ma alle persone coinvolte, ai genitori dell'indagato, e questo non è un fatto positivo. Le indagini si devono svolgere in maniera corretta. E ieri sera gli avvocati compagno di Filippo Turetta e Tigani della famiglia di Giulia erano ospiti a Ring su Antenna 3. Sentiamo che cosa hanno detto, un estratto della trasmissione. Lui lo ha incontrato, però non mi ha detto che cosa si sono raccontati, perché è stata un'udienza abbastanza veloce, e quindi è stata un'udienza dove non si è discusso sul merito della vicenda. Mi ha raccontato di Filippo un provato, in difficoltà, perché ovviamente era alcuni giorni che si trovava in quella situazione, e stanco, però null'altro mi ha aggiunto e non mi ha rappresentato ulteriori circostanze.
Filippo Turetta, detenuto nel carcere di Halle in attesa dell'estradizione, ha incontrato solo il legale tedesco assegnatogli d'ufficio. L'avvocato compagno che lo attende a Padova ha parlato al telefono col legale in Germania, come raccontato ieri sera in diretta durante la trasmissione Ring di Antenna 3, dove era ospite insieme al legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani. Noi possiamo semplicemente adesso attendere l'esito delle indagini, la qualificazione giuridica corretta del fatto che vorrà dare la procura, sulla quale io non voglio entrare perché è il lavoro degli investigatori, è il lavoro del procuratore. Noi prenderemo atto dell'ipotesi che sarà formulata, parteciperemo attivamente per far sì che questa ipotesi poi venga confermata, però noi facciamo i processi, noi dobbiamo pensare che saranno le sentenze a stabilire le esatte responsabilità. Questo è una cosa che deve essere chiara, perché noi siamo uno Stato di diritto e non facciamo i processi sulle sensazioni, anche se io ho la mia idea in testa molto chiara, che sia chiaro. Un pensiero che l'avvocato preferisce non esprimere perché tanti sono ancora gli interrogativi che pesano sulla lunga fuga di Filippo Turetta. L'avvocato però annuncia una possibile iniziativa contro la pagina social apparsa a sostegno del 22enne. È stata segnalata, adesso valuteremo che tipo di azioni intraprendere, ma credo che purtroppo quando ci sono questi fatti capita anche questo e c'è rimedio effettivamente anche per queste cose. Non vorrei commentare oltre perché credo che dedicare tempo a queste persone sia tempo sprecato. Intanto, tra le famiglie dei due giovani, anche se a distanza, c'è stato un momento di incontro con un pensiero inviato via SMS dalla famiglia Turetta a quella di Giulia. Hanno ovviamente scritto che per quello che il papà poi ha detto già in televisione, quindi aveva già mandato ai genitori di Filippo questo messaggio immediatamente quando ha saputo della notizia della morte, cioè che sono mortificati di quello che il figlio ha fatto, che speravano che la cosa non avesse questo epilogo, che abbracciano la famiglia, che chiedono che Filippo si assuma le sue responsabilità e che vorrebbero in qualche maniera essere vicini alla famiglia durante questo dolore. E nel prossimo servizio sentiamo ancora le parole dei familiari di Giulia, la sorella Elena e il papà Gino. Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva forza Lele, vai e spacca tutto, perché lei mi supportava sempre e lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere e non doveva prenderselo. Questa volta per Elena è difficile trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Lei che si è sempre dimostrata forte e risoluta, ma anche combattiva. Un'oplita, proprio come le diceva sempre Giulia. Questa mattina mi sono immaginata mia sorella che mi diceva forza, vai. E lei mi diceva sempre che ero un'oplita perché quando studiava al liceo classico appunto mi raccontava che gli oplita erano i guerrieri e lei mi diceva sempre che bisogna avere la forza di un'oplita. Però lei era più buona, più dolce, più sensibile di quello che sicuramente tutti già immaginano e lei era proprio un'anima pura, un'eterna bambina, ma non nel senso di stupida e ingenua, nel senso di persona che vive la vita con leggerezza e senza cattiveria. Un'altra perdita nell'arco di un anno che colpisce la famiglia Cecchettin e che svuota, come ha detto il papà di Giulia all'indomani della fiaccolata che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Non trovo nulla, io penso solo alla mia Giulia, che ormai non è andata, non c'è più. E mentre davanti alla casa continuano ad arrivare fiori e il fratello di Giulia raccoglie con dolore le lettere e i biglietti lasciati in questi giorni per lei, da Elena arriva un messaggio forte ai ragazzi. Un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio come la chiamano,
non va bene. Fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo, perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. Che quando vedete un amico un po' ossessivo, forse è il caso di parlargli, forse è il caso di fargli notare che non bisogna esserlo e che non è giusto e che non ha il diritto di esserlo sopra la vita di qualcun altro. E con queste parole toccanti della sorella di Giulia Cecchettin, Elena, chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla tragedia che ha colpito questa famiglia e che ha profondamente toccato il Veneto e l'Italia intera. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ecco, ci siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Cambiamo decisamente argomento, parliamo ora di salute e saluto e ringrazio il nostro ospite, il dottor Gava, Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Buongiorno dottore. Buongiorno, e grazie per essere con noi. Parliamo di Nastro Blu perché proprio in questi giorni parte la campagna della LILT, la Lega per la prevenzione e la lotta ai tumori appunto nei confronti dei tumori maschili. Dopo il mese di ottobre dedicato appunto alla prevenzione dei tumori femminili, tra l'altro con una serie di iniziative che hanno riscosso davvero tantissimo successo tra le donne, LILT for Men dopo LILT for Women, stiamo appunto vedendo la locandina, lancia appunto Nastro Blu, questa campagna per coinvolgere appunto gli uomini nella prevenzione. Vuole parlarci intanto in che cosa consiste questa campagna, dottore? Certo, come diceva, il mese di ottobre è stato un mese di grande mobilitazione, ma le donne sono abituate a questa attenzione alla loro salute e quindi rispondono molto, anche le nuove generazioni cercano ulteriori informazioni per curare la propria salute, per sapere quali sono le buone pratiche cliniche da mettere in atto anche prima degli screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Per gli uomini tocchiamo un terreno che è meno sensibile perché spesso nelle famiglie è la donna che gestisce la sanità familiare occupandosi dei figli, delle problematiche anche di salute del marito, dei genitori e quindi spesso l'uomo ha una minore attenzione a quelle che sono proprio le problematiche, soprattutto nel campo preventivo. L'uomo si ferma quando ha una malattia, però spesso non conosce o non conosce a fondo quelle che sono le buone pratiche da seguire per cercare di non ammalare. E quindi da alcuni anni abbiamo deciso di lanciare nel mese di novembre, perché queste campagne provengono dal mondo anglosassone, con il simbolo Movember, con i baffi, partito proprio nel mondo anche del rugby. Era partita questa campagna di sensibilizzazione sul tumore della prostata e quindi abbiamo deciso di portare in Italia questa campagna, definendola sotto il nome di Nastro Blu o LILT for Men, cercando di sensibilizzare su quelle che sono le problematiche in campo oncologico dei tumori prettamente maschili. Infatti abbiamo due capitoli: il tumore della prostata, che è il tumore più frequente in assoluto tra i maschi. Ricordiamoci che abbiamo circa 36-37 mila nuovi casi di tumore della prostata in Italia. E poi abbiamo, di cui circa 700-750 nella provincia di Treviso. E poi abbiamo un altro tumore che è spesso misconosciuto, che è il tumore del testicolo, che invece colpisce una fascia giovanile, soprattutto tra i 15 e i 35-40 anni, e che rappresenta, sia pur nella relativa rarità, perché sono una trentina, 30-35 casi all'anno in provincia di Treviso, costituisce però il tumore con maggiore incidenza nella fascia d'età appunto tra i 0 e i 40 anni. Quindi abbiamo queste due classi d'età su cui sensibilizzare i giovani sul tumore del testicolo e le persone mature sul tumore della prostata.
Ecco, tra l'altro non c'è più ormai da tanti anni la visita militare, no, che consentiva magari di intercettare precocemente anche alcune problematiche, per cui è molto importante sensibilizzare la popolazione, le mamme in questo caso, no, sulla necessità e sull'importanza proprio di prestare attenzione anche a questo nei ragazzi giovani. Sì, perché spesso i ragazzi sottovalutano i sintomi che sono patognomonici caratteristici del tumore al testicolo, che si diagnostica tutto sommato facilmente anche con l'autopalpazione. Compare in genere come un nodino inizialmente e poi può portare a una tumefazione del testicolo, a gonfiare lo scroto, a dare dolori, e spesso per un falso pudore i ragazzi magari non ne parlano con i loro adulti di riferimento, il papà, la mamma o i compagni, perché lo ritengono magari per pruderie un motivo di cui non discutere. Invece è fondamentale. È un po' quella sfera privata, diciamo che poi soprattutto tra i giovani, no, magari si tende a vergognarsi di parlarne, di dire che c'è questo problema. Certo, no? certo. E invece è fondamentale, come per la donna giovane abituarsi a fare l'autopalpazione, per il maschio a fare l'autopalpazione della borsa scrotale, quindi sentire il testicolo, e se avverte un nodino o qualcosa di andare subito, magari parlarne col papà e fare una visita dal medico, perché sono tumori che quando diagnosticati precocemente hanno un'ottima prognosi e anche una cura tutto sommato abbastanza limitata. Se invece li lasciamo crescere possono dare anche localizzazioni, metastasi a distanza, e poi hanno comunque un tasso di recupero, di guarigione elevato, però un percorso diventa un percorso molto lungo, un percorso faticoso, perché la malattia può diffondersi ai linfonodi dell'addome, a quelli anche del torace, e quindi richiedere poi delle cure chirurgiche più aggressive. Quindi noi suggeriamo proprio ai giovani, facciamo anche delle campagne, adesso siamo in contatto con le squadre di calcio, di rugby. Avete visto infatti che abbiamo stabilito anche un'alleanza a livello nazionale con la Federazione del Rugby, uno sport che qui nella nostra provincia è seguitissimo, per cui stiamo cercando, proprio andando negli spogliatoi, di sensibilizzare i giovani, gli allenatori, di porre attenzione a questo sintomo semplice da intercettare, e quindi di promuovere l'autopalpazione del testicolo anche tra chi fa sport. Quindi facciamo dei semplici interventi di un quarto d'ora, 20 minuti al termine o prima degli allenamenti, per sensibilizzare i ragazzi su questa tematica che è molto importante, come dicevi tu prima, anche perché non c'è più la visita medica, in cui era un momento in cui anche di rituale, in cui si palpava il testicolo e si diceva poi ai giovani che era opportuno che continuassero questa pratica. E quindi noi cerchiamo, adesso che non c'è più la leva obbligatoria, di andare a intercettare i giovani nei luoghi di raduno, negli spogliatoi sportivi, proprio quindi per il coinvolgimento del mondo dello sport chiaramente è molto importante, proprio perché si riesce ad intercettare e ad avere un'informazione più capillare in quelli che sono gli ambienti maggiormente frequentati dai ragazzi. Ai giovani, che tra loro possono poi scambiarsi le loro confidenze, e anche magari può essere l'occasione per tirar fuori degli argomenti che hanno tenuto nascosti. E anche nelle scuole cerchiamo di sensibilizzare i giovani, quando andiamo nelle scuole, su questa tematica, perché è importante che lo sappiano. Perché tra l'altro, insomma, la vostra attività di prevenzione, che è la mission, diciamo, no, fondamentale della LILT, ha una componente molto forte ultimamente, no, nelle scuole, nell'andare nelle scuole, proprio per diffondere fin da piccoli, fin dai bambini e dai ragazzi, quelle che sono le buone pratiche, perché prevenire è più importante che curare, perché la salute comincia da giovani, la salute poi di quando si sarà anche più anziani. Vogliamo quindi ricordarle queste buone pratiche che vanno bene per tutti, per gli uomini, per le donne, dai giovani fino ai più anziani. E noi andiamo nelle scuole proprio per promuovere l'adozione di corretti stili di vita. Per esempio, nel campo dei virus le ragazze sanno tutto sul papillomavirus, perché nella loro fascia d'età adesso fanno la vaccinazione, e parliamo anche ai maschi di quello che può essere questo rischio del tumore del testicolo, e sul fatto che l'autopalpazione può essere utile. Poi cerchiamo anche di promuovere corretti stili di vita, cioè di non fumare, di non bere, o bere soprattutto in età giovanile fino a 18 anni che la legge lo vieta, e poi di consumare l'alcol con molta moderazione anche successivamente, di avere una sana alimentazione
quindi più ricca in cereali integrali, in cibi ricchi di fibra e meno in grassi o zuccheri raffinati, e cerchiamo poi di promuovere l'attività fisica perché è fondamentale. E poi ricordo che nelle scuole noi abbiamo anche 2 progetti a cui aderiscono 130-140 classi, sia delle elementari che delle medie, proprio sull'educazione all'affettività e al rispetto dell'altro, il rispetto di genere, che è un tema che di grande è salito. attualità, infatti. Noi andiamo da 7-8 anni con un'equipe che è composta da psicologi e da psicologhe, soprattutto e ostetriche, che quindi spiegano tutte le problematiche sia della dinamica e dell'evoluzione sessuale nella sfera adolescenziale, ma anche di quelle che sono le dinamiche relazionali, l'affettività, il rispetto, il saper amare nel modo corretto, e sappiamo quanto possa essere utile e quanto adesso sia di estrema attualità dopo i fatti tragici di questi giorni. Certo, quindi in qualche maniera avete, come dire, anticipato un po' quello di cui si sta tanto discutendo in queste ultime ore, anche a livello proprio legislativo, per introdurre questo aspetto di educazione sessuale, di educazione all'affettività, di educazione alle corrette relazioni tra i 2 sessi all'interno della scuola, perché poi da lì si parte alla fine, no? Abbiamo proprio dei progetti con un'equipe che si è formata e specializzata nel tempo, che analizza poi le dinamiche della classe prima di intervenire con gli insegnanti, eventualmente anche con i genitori, ed è un intervento che ha riscosso un notevole successo anche negli anni scorsi. Quindi si sente la necessità da parte delle scuole, si sente la mancanza forse in quella che è l'attività normale curriculare della scuola di questo aspetto. Sì, perché ci siamo accorti che è una dinamica fondamentale per insegnare ai ragazzi quelle che sono capire le proprie emozioni, perché spesso, soprattutto i ragazzi, e lo abbiamo visto anche in questo frangente, non capiscono quali sono le loro emozioni, non sanno descriverle, non sanno esplicitarle e spesso soffocano e possono poi determinare delle orribili sciagure come questa, con l'ossessione, il pensare che una persona possa essere tua, la possessione. Quindi sono tutte dinamiche che, se invece il ragazzo o la ragazza comincia ad affrontare quelle che sono le sue dinamiche emotive, può esplicitarle, metterle a fuoco e anche cercare di non raggiungere questi apici che abbiamo visto in questi giorni. Purtroppo sì, certo. Tornando alla prevenzione, dottore, ci sono anche dei numeri che fanno sicuramente riflettere. Dicevamo prima di quelle che sono le buone pratiche, i corretti stili di vita. Quanti tumori si potrebbero evitare se effettivamente tutti nella nostra vita seguissimo queste regole, adottassimo questi corretti stili di vita nell'alimentazione, nel praticare l'attività fisica, nel non fumare, nel non esagerare con l'alcol, eccetera? Il fumo è mai acclarato che è responsabile di circa il 20-25% di tutti i tumori. L'alimentazione, intendendo un'alimentazione corretta, un consumo molto contenuto di alcol, potrebbero abbattere questa cifra di un altro 20-25%, e anche l'attività fisica è importante per un altro 10%. Quindi noi, se seguissimo degli stili di vita corretti, potremmo abbattere già l'incidenza del 60% dei tumori che colpiscono il mondo occidentale attualmente. Poi ci sono anche l'adozione delle buone pratiche cliniche di cui parlava prima, cioè aderire a quelle che sono le campagne di screening che permettono di intercettare prima 2 tumori che hanno un'incidenza molto elevata, come il tumore della mammella e il tumore del colon, attraverso la mammografia periodica e il sangue occulto nelle feci, che se positivo poi ha un secondo livello con la colonscopia. Il tumore della mammella è il primo nel mondo femminile, e il tumore del colon retto dell'intestino, quindi è il tumore che arriva secondo perché colpisce a un'incidenza elevata in entrambi i sessi. Quindi se noi riusciamo a diagnosticare un polipo e quindi anticipare la possibile evoluzione verso un tumore, possiamo salvare altre migliaia di persone, come in effetti sta avvenendo nelle regioni in cui c'è un'alta adesione alle campagne di screening anche del sangue occulto nelle feci.
Ecco, tornando ai tumori maschili, dottore, per quanto riguarda la prostata, non esiste uno screening come per il tumore alla mammella per le donne, si parla molto di test del PSA, è effettivamente un marcatore importante? A che età bisogna cominciare a farlo? Come ci si deve regolare? Noi consigliamo a 50 anni di fare una visita urologica e un dosaggio del PSA. Se il dosaggio del PSA è un dosaggio molto basso, poi può essere ripetuto anche dopo anni, non è necessario un monitoraggio così stretto come avviene nelle campagne di screening per gli altri tumori che abbiamo visto prima. E in base anche alle caratteristiche che ha la prostata all'esplorazione rettale, che è la sintesi della visita dell'urologo, possiamo avere poi quello che può essere un calendario di frequenza delle indagini successive. Però raccomandiamo questa prima valutazione perché poi l'urologo potrà suggerire alla persona sana, in questo caso che va comunque a farsi visitare, quali sono le pratiche che dovrà usare. Quindi anche sappiamo che nella prostata, anche se non conosciamo la causa reale, però ci sono dei fattori di rischio che sono intanto l'età, perché il tumore ha un picco di incidenza che sale a 60 anni in poi, la familiarità, se uno ha avuto un fratello, il genitore o entrambi ancora peggio che hanno avuto un tumore alla prostata, è più opportuno che si controlli. Adesso si è scoperto che c'è anche un gene alterato che poi è il BRCA2, quello che è implicato anche nel tumore della mammella, che se è mutato può indurre un 25% in più di rischio di sviluppare il tumore. Anche nell'uomo, quindi. Anche nell'uomo si sta appunto studiando questo gene, e poi si è visto anche che anche in questo caso l'alimentazione troppo ricca in grassi e troppo ricca in latticini associata alla sedentarietà è un altro fattore di rischio, oltre che abbiamo anche fattori razziali, perché la popolazione nera ha un'incidenza più elevata rispetto a quella bianca. Per fortuna sono tumori che hanno un andamento molto lento, per cui possono essere intercettati con calma, per cui se uno fa un PSA e dopo magari 2 o 3 anni questo PSA aumenta, anche in base alla velocità con cui cresce possiamo capire se è un tumore che deve essere monitorato o accertato, perché molti tumori della prostata non produrranno mai danni, per questo non abbiamo una campagna di screening. E il PSA è una proteina normalmente secreta dal nostro organismo, per cui non è un indicatore specifico di tumore, e quindi dobbiamo capire anche la velocità di crescita del PSA, può essere invece un indicatore che ci fa riflettere sull'opportunità di accelerare o intensificare gli accertamenti. Certo, quindi sono tutti aspetti questi da tenere presenti. E dottore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi quest'oggi. Ricordiamo dunque l'Health for Men, il mese di novembre, in particolare quest'ultima parte del mese di novembre è dedicata a livello nazionale alla campagna appunto Nastro Blu. Posso solo ringraziare gli urologi che ci hanno dato una mano in questa campagna, che sono estremamente impegnati nel loro lavoro, ma l'equipe del dottor Mangano, direttore della urologia dell'ospedale di Treviso, insieme al dottor Cova che a Montebelluna ci ha dato molte disponibilità per visitare i pazienti, la dottoressa Scarpa nel Coneglianese e il dottor Claudio Lamon nell'Opitergino ci hanno dato una grossa mano per realizzare questa campagna e permettere di dare informazioni a molte persone che si sono recate nei nostri ambulatori. Quindi in tutta la provincia di Treviso. Tra l'altro Treviso, lo ricordiamo, ne parleremo diffusamente questa sera nel nostro TG. Oggi dal punto di vista della sanità vede un importante passo in avanti con l'inaugurazione proprio questa mattina della cittadella sanitaria, no? Che quindi sicuramente è un momento tanto atteso e importante per quello che riguarda le infrastrutture, diciamo, no? del nostro territorio. No, e noi saremo presenti anche il 30 sera a Spresiano con una conferenza per la popolazione, per cui se qualcuno è interessato a ricevere ulteriori informazioni ci sarà il dottor Mangano che terrà una conferenza a Spresiano proprio sul tumore della prostata alle 8:30 nella sala del comune. Bene, grazie mille ancora dottor Gava per essere stato con noi. Appunto la campagna Nastro Blu è importante, lo ricordiamo ancora. Noi ora proseguiamo con la cronaca, abbiamo ancora alcuni servizi. Ci è arrivato ora un servizio dalla nostra redazione di Padova relativo ad un incidente stradale a Reschigliano di Campodarsego, dove si è davvero sfiorata
la tragedia. Vediamo. Pietre, sassi, ciotoli sull'asfalto con rischi enormi per la circolazione. Momenti di grande paura in via Pontarolla Rischigliano di Campodarsego, dove ieri sera un mezzo pesante ha perso parte del suo carico di pietrame sulla strada. A dare l'allarme automobilisti e camionisti che poco dopo le 17, orario di punta del rientro a casa dopo il lavoro, transitavano lungo la strada che porta all'uscita della regionale 308 del Santo. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale che in circa un'ora hanno messo in sicurezza il tratto interessato e identificato il mezzo responsabile grazie alle telecamere di videosorveglianza. La ditta proprietaria del camion sarà sanzionata per non aver segnalato agli altri utenti il pericolo e per non aver informato del fatto gli organi di polizia, creando pericoli alla circolazione. Inoltre dovrà rimborsare i soldi spesi per la pulizia e la messa in sicurezza della strada. Ed ancora dal Padovano potrebbe essere l'autore dei numerosi furti in casa messi a segno nell'Alta Padovana il 33enne di origini albanesi che è stato arrestato in un'abitazione a Vigonza. Orecchini, anelli, collane. Aveva in tasca il bottino parziale della serata, il 33enne albanese in Italia senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri in via Aldomoro a Vigonza e sospettato della numerosa serie di furti messi a segno negli ultimi giorni tra Vigonza e Villanova di Campo San Piero. A chiamare il 112 è stato un cittadino che aveva notato 2 persone scavalcare la recinzione di una casa. Arrivati sul posto, i carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei 2, mentre dell'altro per ora non ci sono tracce. L'uomo aveva con sé arnesi da scasso e gli oggetti in oro appena rubati. La refurtiva è stata parzialmente restituita al legittimo proprietario. L'arrestato è stato portato in carcere. Il resto degli oggetti recuperati è presso la stazione dei carabinieri di Noventa Padovana in attesa del riconoscimento da parte dei proprietari. La direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige comunica che stanno continuando delle truffe a danno di diverse attività industriali e commerciali della nostra regione da parte di persone che si spacciano per Vigili del Fuoco. In modo particolare in questi giorni le segnalazioni di raggiri arrivano dalle province di Padova, Treviso e Venezia. Diverse aziende stanno ricevendo delle telefonate di persone che si qualificano falsamente come funzionari dei Vigili del Fuoco utilizzando le vere generalità dei tecnici dei diversi comandi del Veneto che ovviamente sono del tutto estranei a queste vicende. Questi millantatori invitano a sottoscrivere abbonamenti a riviste riguardanti la prevenzione incendi e sicurezza tecnica dietro il pagamento di somme di denaro per evitare eventuali controlli. I Vigili del Fuoco non sono coinvolti in alcuna pubblicazione di riviste a pagamento della propria organizzazione, tantomeno nella raccolta di fondi per dette pubblicazioni o per qualsiasi finalità a scopo umanitario o benefico. La direzione interregionale raccomanda a tutti coloro che verranno contattati con tali richieste di abbonamenti o richieste di denaro per conto dei Vigili del Fuoco di darne immediatamente notizia all'autorità giudiziaria. Tutti i servizi via web e banche dati naturalmente si possono poi vedere nel sito dei Vigili del Fuoco, quindi tutte queste proposte che avvengono per telefono sono appunto delle truffe. Ed ancora cronaca, dal trevigiano chiedeva sesso in cambio di una promozione e la molestava, l'incubo di un'impiegata che ha denunciato il suo datore di lavoro. Rannicchiata contro un muro nell'ufficio del titolare per cercare di non farsi toccare, un incubo che durava ormai da anni. Lei impiegata di 40 anni con un figlio da mantenere ed un lavoro che non poteva perdere in un'azienda metalmeccanica conosciuta a Treviso. Ad importunarla sessualmente un imprenditore di 68 anni proprietario dell'azienda. All'inizio frasi molto poco velate e inopportune con doppi sensi. Saresti la candidata giusta per andare in fiera, ma devi meritarlo. E poi mi tocco e ti penso. La donna che freme mi piace.
fino a frasi ben più volgari, ma dalle parole poi è passato ben presto ai fatti. Le si strusciava addosso, tentava di abbracciarla e baciarla, fino a gennaio di quest'anno, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel suo ufficio si slaccia i pantaloni, le chiede di toccarlo e poi le mette le mani sulle gambe e inizia a palpeggiarla. Lei, terrorizzata, si rannicchia per difendersi. Il giorno dopo dice basta e si mette in malattia. Già a maggio la vittima era andata dal medico per un forte stress. Il referto rilasciato alla donna parla di una sindrome ansiosa depressiva causata da mobbing e molestie sessuali. Inevitabile l'attivazione immediata del codice rosso. Intanto la quarantenne si è recata in procura per presentare denuncia. Sono così partiti accertamenti ed indagini che hanno portato l'imprenditore agli arresti domiciliari, misura eseguita venerdì scorso. Sono stati anche sentiti i dipendenti. Altre 3 vittime hanno riferito di aver ricevuto le stesse attenzioni non richieste. L'ennesima violenza ai danni di donne che hanno atteso prima di denunciare per paura, vergogna e soggezione. Per l'imprenditore era diventato un comportamento abituale che tutti conoscevano, ma che è rimasto per anni nel silenzio, fino al coraggio di questa quarantenne. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Bassano del Grappa con la nostra Sharon Di Carlo per parlare di carne sintetica. Sì, buongiorno a tutti, ve lo abbiamo raccontato, è stato approvato in questi giorni il disegno di legge che vieta la produzione e commercializzazione di cibo sintetico in Italia. Io sono qui con il presidente della provincia di Vicenza di Coldiretti, Pietro Guderzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siete soddisfatti di questo risultato? Sì, è un primo passo, per noi è una battaglia anche etica, nel senso che il nostro intento è anche quello di tutelare la salute del consumatore, ovvero sappiamo benissimo che questo tipo di carne può essere mangiata solo dopo aver firmato una delibera in alcuni paesi e noi crediamo che sia opportuno che prima di essere messo in commercio abbia subito quelle che sono tutte, diciamo, le valutazioni necessarie al caso perché non rechi danno alla salute umana. Una vera e propria vittoria per tutti gli allevatori del territorio. Ma penso che sia una vittoria del paese, oserei dire, nel senso che sappiamo benissimo che questo tipo di carne è in mano a poche multinazionali che ovviamente fanno i loro interessi puramente economici, mentre noi riteniamo che il ruolo che abbiamo noi agricoltori non è solo produzione di cibo ma è anche tenuta dell'ambiente, teniamo puliti i fossi, i prati, le montagne e questo va riconosciuto. Sfido io qualsiasi multinazionale a fare ciò che facciamo noi. Resta però da capire la valenza della legge qualora l'Unione Europea autorizzasse i cibi sintetici invece. Ma noi siamo positivi, nel senso che riteniamo che la nostra battaglia sia una battaglia giusta e quindi l'obiettivo sarà anche quello di coinvolgere altri paesi europei, che tra l'altro l'Italia ha molte DOP, IGP e quant'altro come paesi a noi vicini come la Spagna o la Francia, quindi crediamo di non essere soli in questo percorso, anche perché ricordiamo che noi ad oggi, ad esempio nel momento in cui produciamo la carne non utilizziamo antibiotici, non utilizziamo ormoni, cosa che invece è consentita nella carne sintetica con i fattori di crescita. Renzo, inquadrale, guarda che belle che sono, siamo qui con delle vacche da latte. Io con Pietro Guderzo volevo affrontare anche questo tema. Come sta la produzione di latte in questo momento? Perché ha affrontato una sfida un po' difficile in questo ultimo periodo, quindi qual è la situazione? Ma la situazione è un po' quella di tutto il comparto agricolo, nel senso che si registra una frenata dei consumi, l'export non va benissimo come nell'anno passato e anche il mercato interno sta soffrendo. Ovviamente l'aumento dei costi ha inciso nei consumi delle famiglie, questo è inevitabile, è stata un'inflazione abbastanza elevata e che quindi ha diminuito il potere d'acquisto delle famiglie stesse. E quindi ci aspettano tempi non difficili, però dai, non perdiamo fiducia. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Grazie a Pietro Guderzo, presidente della Coldiretti di Vicenza. Da Bassano è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie. Grazie Sharon Di Carlo, è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo. Subito dopo lo spazio dedicato alla salute dell'ULSS 2 si parlerà di verticoli e dopo l'appuntamento con i grandi film di Antenna 3 alle 14:30 con Il Cacciatore. Arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Una perturbazione porterà maltempo al centro-sud. Il nostro territorio resterà invece ai margini di tale vortice di bassa pressione. Il tempo sarà sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 21 novembre. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio qualche addensamento in più. Precipitazioni generalmente assenti, tuttavia non si esclude qualche debole piovasco su costa e pianura meridionale. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 12 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Possibili annuvolamenti e locali rovesci sul Triestino. Soffierà bora moderata sulla costa e sul Carso. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con qualche nuvola in aumento sui confini più settentrionali. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.